Nel 1266 la Sicilia aveva finito un talimano della dinastia angioina. I francesi avevano mettuto tasse e governavano commettendo violenze e prepotenze di ogni tipo. I siciliani, tanto li baruna come lo popolo, non ne potevano più. L'30 di marzo del 1282, lunedì di Pasqua, all'ora dello vespro, si dice che a Palermo un soldato francese di nome Giuetto, mentre stava facendo una perquisizione a una femmina siciliana antaluchiano della chiesa dello Santo Spirito, mise le mani onde non sanno ammettere, e a così scatenò la reazione del marito che riuscì a levarci la spada, usandola per ammazzarlo. Questa fu la faida che addumò chidda che passò alla storia come la ribellione dello Vespro. La notte stessa cominciò una vera e propria caccia allo francesi, che si propagò in tutta la Sicilia. Furono davvero piccoli francesi che riuscirono a salvarsi. Una leggenda conta che le siciliane, per riconoscerli, facevano vedere un pugno di cici e dicevano di dire il nome di sti legume. A chi che non lo sapevano dire buono e dicevano 400 francesi e scecere, l'ammazzavano. Già lo giorno dopo, il 31 di marzo, Palermo si proclamò città indipendente. Le prime citate a scincere in alleanza ufficiale tra di iddi per gettare fuori ai francesi furono chiddi di Palermo e Coniglioni. L'1 di aprile i rappresentanti di queste citate fermarono il patto davanti allo notaro Benedetto di Palermo e un cenno le so colura, lo giallo e lo rosso, che ad anno diventarono colura simbolo di Sicilia, rinforzate dello fatto che magari le colura della dinastia aragonese, chiamata dopo lo Vespro lo giorno di Sicilia, erano le stesse. Dopo Palermo e Coniglione, magari le altre città siciliane si unsero alla ribellione e le siciliane offrirono la corona del regno a Pedro III d'Aragona, anche perché era lo marito di Costanza di Westhofen, figlia di Manfredi, l'ultimo re di Sicilia prima della venuta delle francesi. Lo Vespro di Tanno diventò simbolo per eccellenza di valorosa e efficace ribellione di un popolo sano contro all'oppressore. La cosa veramente rivoluzionaria del Vespro fu che i siciliani tutti, da Messina a Trapani, da Palermo a Siracusa, si sentirono parte per la prima volta nel Medioevo, era già successo nell'antichità, di un'unica nazione. E quindi questo spirito nazionale siciliano trovò nel momento della cacciata dello straniero il più grande momento di coesione nazionale. Fu lo stesso momento in cui la letteratura storiografica abbandonò il latino in gran parte e cominciò a scrivere in siciliano. I più grandi storici del Vespro scrivono in siciliano. Ma il Vespro è anche importante perché dopo questa rivoluzione, anzi durante questa rivoluzione, nel 1296, si dotò la Sicilia della prima carta costituzionale europea. Il re Federico III, un eroe dimenticato, re siciliano, non aragonese, tanto siciliano che lottò contro il re d'Aragona, concesse nel Parlamento di Catania la piena condivisione dei poteri con il Parlamento. Non poteva più esigere tributi se non con i rappresentanti della nazione, non poteva più dichiarare guerra o concludere pace se non con i rappresentanti della nazione. Quindi è anche un monumento per la storia europea il Vespro, un orgoglio nazionale, ed è stato sempre il punto di riferimento ogni volta che i siciliani si sono ribellati. Quando ai primi del 1500 i siciliani cacciarono il Moncada, si disse che avrebbero fatto un nuovo Vespro, e ogni volta che i siciliani si ribellano si parla di un nuovo Vespro. Quindi il Vespro rappresenta per noi l'ideale della libertà.